alle infrastrutture, sì a reti e connessioni per trasferimento dei dati per la conoscenza, sì a una pubblica amministrazione che funzioni, sì a un mercato del lavoro che valorizzi il merito e metta in contatto scuola e impresa, sì all'Europa e all'euro, sì ad una giustizia civile rapida ed efficace. Queste sono le richieste in sintesi di Confartigianato Nazionale e della Confartigianato Imprese Veneto, che aderisce alla manifestazione e la chiamata alle armi, diciamo così, della Confartigianato Nazionale per Milano il 13 mattina. Si sono chiamati quelli del sì, perché la Confartigianato va contro la logica di un paese che vuole fermarsi, che non vuole investire in se stesso per far viaggiare merci e persone, per far funzionare le cose e renderci competitivi rispetto al nord Europa e al mondo, perché non dimentichiamoci che anche le piccole imprese, che in Veneto sono 130.000 e vengono rappresentate in particolare dalla Confartigianato, contribuiscono a esportazioni di gran lunga superiori a pezzi interi del paese. Quindi dialogare con il mondo, dialogare velocemente, ma anche portare uomini, idee e merci velocemente da un posto all'altro del nostro paese e dell'Europa diventa essenziale. Per questo la categoria della Confartigianato si è data appuntamento il 13 dicembre a Milano. Per la Confartigianato Imprese Veneto parteciperanno tutte e 7 le province, ci saranno almeno 400 dirigenti che scenderanno a Milano e insieme a tutti quelli del resto d'Italia faranno una platea di 1600-1700 persone che ascolteranno il documento che il Presidente Merletti presenterà a nome dell'organizzazione, alla politica ma anche al Paese, perché non è solo una protesta ma è anche una richiesta di cambio culturale. Le cose non possono fermarsi solo perché si dice sempre di no nel proprio orto. Presidente Agostino Bonomo, conferenza stampa di presentazione ai giornali locali di una manifestazione nazionale che si terrà il 13 con le ragioni del Veneto per andare a Milano. Sì, noi abbiamo aderito subito in maniera molto decisa alla proposta che ha fatto Confartigianato Imprese Nazionale di andare a manifestare non contro il governo ma a favore delle opere che su questo territorio ci servono. È una manifestazione che sostiene le opere pubbliche di tutto il territorio nazionale, perché vediamo nel manifesto che promuove questa iniziativa stilizzata l'Italia con ogni singola regione, e in tutte le regioni c'è bisogno di infrastrutture, non solo viarie ma anche informatiche. Ecco, il Veneto ha una concentrazione di bisogni, perché abbiamo la TAV, abbiamo la Pedemontana, abbiamo la Valdastico Nord, abbiamo una carenza di infrastrutture tecnologiche, per cui c'è veramente una concentrazione di opere di cui avevamo bisogno ancora 30 anni fa e che ci servono perché ormai i costi fuori cancello non sono più calcolabili, perché sono diventati veramente l'ossessione degli nostri imprenditori. La manifestazione non sarà in piazza ma sarà in un luogo chiuso, quindi si prevede circa 400 artigiani veneti che scendono. Gli appuntamenti sono nelle varie province con i pullman? Sì, ogni territoriale, ogni provincia organizzerà dei pullman. Noi siamo stati destinatari di una richiesta da parte di Confartigianato Nazionale di garantire 400 imprese che poi andranno a riempire questa sala, che sarà di 1.600-1.800 persone. Sono dei punti, alcune cose da fare, altre che in realtà sono già cantierate ma che non partono. Alcuni punti io direi intanto vediamo quelli un pochino più strategici e cerchiamo di spostare in avanti l'obiettivo. Uno è quello di tenere in rete il Veneto con questo triangolo fondamentale da Bologna a Milano e all'area centrale veneta. Da questo punto di vista qui la TAV è assolutamente da recuperare nei tempi di realizzazione, nel senso che in questo momento noi viaggiamo da Venezia a Milano in circa una velocità media di 112-115 km/h e questo fa sì che i tempi di percorrenza siano nell'ordine delle 2 ore e mezza. La realtà è che
portando a 4 binari il collegamento da Venezia a Verona, la velocità può crescere in maniera analoga a quella della Milano-Bologna e quindi consentirci di collegare Mestre e Milano in poco più di un'ora, un'ora e 10. Cambia completamente la prospettiva. E lo stesso l'altro collegamento tra Venezia e Bologna, passando per Padova, e anche lì i tempi devono dimezzarsi. Questi sono i tempi attualmente in essere sulle tratte più trafficate, quali Milano e Bologna. Non si capisce perché non debba essere analogo nell'altra tratta, quindi da questo punto di vista qui avanti tutta sull'alta velocità e sul quadruplicamento dei binari. Altra questione, la pedemontana. La pedemontana c'è poco da discutere, lì si tratta di verificare e presidiare i tempi di realizzazione al 2020. Altro discorso riguarderà controllare la rete di adduzione ai diversi caselli. Terza questione, ma non terza per importanza, è il collegamento verso nord, e da questo punto di vista qui va completato l'anello della Valdastico Nord per consentire un accesso anche all'area centrale del Veneto verso il valico del Brennero. Ricordiamo, le nostre merci prima di tutto hanno bisogno di transitare verso nord, che resta tuttora Europa il nostro principale partner commerciale. E poi un'altra serie di interventi che riguardano prima di tutto la qualità dell'armatura e della rete di trasporto, che significa sicurezza nei trasporti e maggiore velocità. Penso ad esempio all'adeguamento della Romea commerciale, penso al completamento della Nogara Mare, quantomeno per l'anello di congiungimento tra la Valdastico Sud e la Padova-Bologna, penso ancora a interventi di triplicamento delle corsie dalla 4 Venezia-Trieste, anche lì da verificare nei tempi, nel rispetto dei tempi, e poi nel tratto da Padova a Monselice. Tutta una serie di interventi, alcuni fondamentali, strategici, per non far sì che il Veneto resti staccato dal resto dell'Italia del Nord e del resto dell'Italia nel suo complesso, e altri per la qualità e la sicurezza dei trasporti nel territorio veneto. Non c'è solo però la questione materiale, ma ci sono anche le infrastrutture immateriali e il Veneto anche su quello è un po' in ritardo. Ma da questo punto di vista qui si parla di infrastrutture immateriali immaginando il tema ad esempio della digitalizzazione e quindi anche la funzionalità della rete a banda larga o ultralarga. Da questo punto di vista qui quindi è a pieno titolo un tema infrastrutturale, primo, e seconda questione, la banda larga è in copertura al 100% prevista al 2020 per tutto il territorio in tutta l'Italia. Il tema però è non fermarsi alla velocità di 30 mega, ma avere la banda ultra larga, nel senso che dobbiamo immaginare non l'oggi o l'ieri, ma il domani. E lei ha concluso oggi nella conferenza stampa dicendo ci si concentra poi sempre tanto nel triangolo Venezia, Milano, Bologna, però in realtà Milano è la 40ª città per importanza nel mondo, quindi le infrastrutture del Veneto e dell'Italia del Nord devono guardare anche fuori. Sì, il punto è molto semplice, è chiaro, se vogliamo crescere a un certo punto dobbiamo guardarci allo specchio e dire vogliamo essere i primi degli ultimi o accettiamo di essere gli ultimi ma tra i primi. Questo un po' provocatoriamente. E la questione qual è? Noi è chiaro che in un ranking mondiale di città, no, Milano è la prima nostra e si colloca intorno al 40° posto, poi dipende da chi lo fa il ranking, voglio dire, ma la questione vera è che per un territorio quale quello nazionale nell'insieme o si fa squadra e ci si aggancia ai primi o altrimenti si resta sempre indietro, e quindi la priorità strategica, come nella buona pratica delle Olimpiadi che c'è stata, okay, di Milano Cortina, va fatta dappertutto.